Buongiorno a tutti, stiamo parlando della nascita di Venezia. Abbiamo inquadrato il discorso mettendolo in relazione con le invasioni barbariche. Abbiamo visto che ad ogni nuova ondata di invasioni barbariche una serie di venetici cercavano rifugio nelle isole della laguna. Abbiamo parlato dei Visigoti, abbiamo parlato degli Unni, abbiamo parlato degli Ostrogoti. Nel nostro ultimo incontro abbiamo visto come poi anche gli Ostrogoti dovettero cedere il passo, in questo caso alla riconquista dei Bizantini, nella famosa guerra gotico-bizantina 535-553. Quella bizantina però fu in realtà una vittoria di Pirro, perché durò molto poco. Perché già nel 568, come vedete nella slide, in Italia giunse una nuova popolazione barbarica. Erano i temutissimi Longobardi. Noi dei Longobardi non sappiamo molto, a dire il vero, perché la tradizione longobarda era fino a un certo periodo completamente orale. Pensate che le prime fonti scritte sono piuttosto tarde. Abbiamo una Origo Gentis Longobardorum della metà del VII secolo e poi abbiamo una famosa Storia Longobardorum, quella di Paolo Diacono, che è del secolo successivo, la seconda metà del Settecento. Sono due fonti scritte che appunto mettono per iscritto una tradizione orale molto antica e che però emergono come fonti scritte piuttosto tardi. Ad ogni modo, da queste fonti noi possiamo evincere alcune informazioni interessanti. Sappiamo per esempio che i Longobardi erano senza ombra di dubbio una popolazione germanica e quindi di stirpe indoeuropea ed erano stanziati originariamente nella Scandinavia, più o meno in questa zona qui, vedete, nelle coste meridionali della Svezia. Come e quando giunsero in Scandinavia noi assolutamente non lo sappiamo. Sappiamo però che ad un certo momento, nel primo secolo a.C., una parte di questi Longobardi, non tutti, cominciò ad emigrare. Probabilmente in quel momento si verificò un certo aumento demografico presso i Longobardi che mise in crisi il popolo, perché c'erano troppe buche da sfamare, una pressione eccessiva su poche risorse. Per cui vennero estratti a sorte alcuni guerrieri, i quali avrebbero dovuto abbandonare quelle lande nordiche e inoltrarsi verso l'Europa per cercare fortuna e stanziamento altrove. E quindi i Longobardi si mettono in marcia, seguono più o meno il corso dell'Elba, attraversano le varie regioni del Danubio, fino a quando trovano uno stanziamento, che non sarà definitivo, in Pannonia. Tenete conto che non fu affatto facile questa marcia, adesso detta a parole facile, ma ovviamente lungo il cammino questi Longobardi, questo sparuto gruppo di Longobardi, dovette affrontare tutte le popolazioni residenti che trovavano strada facendo. E molto spesso i Longobardi erano in inferiorità numerica, per cui per riuscire, come dire, a farsi strada nella grande lotta per la sopravvivenza, dovettero per forza di cose affinare l'arte della guerra, il warfare. Erano un popolo particolarmente feroce, particolarmente bellicoso e adoravano il dio Wotan, il dio della guerra, assimilabile ad Odino in qualche modo. Pensate che le fonti gli ricordano come il popolo più feroce della ferocia germanica, cito. Il popolo barbaro fra i barbari, cito. Insomma, è un'immagine piuttosto forte quella che ci rimane dei Longobardi, un popolo sicuramente da prendere con le molle. Attenti che non erano solo feroci, aggressivi e bellicosi, erano anche scaltri e intelligenti sul campo di battaglia, e d'altronde se no se sarebbero estinti prima di arrivare in Italia, perché ne hanno fatta di strada dalla Svezia fino all'Italia. In alcune circostanze, racconto qualche aneddoto, quando erano in estrema inferiorità numerica, cosa fecero? Camuffarono alcune donne da uomini, in modo tale da sembrare più numerosi e da gettare lo sconforto presso i loro nemici. Guardate che l'aspetto psicologico prima di queste battaglie corpo a corpo era fondamentale.
in battaglia erano soliti indossare dei cimieri fatti a testa di cane, quindi degli ornamenti posti sull'elmo fatti, ripeto, a testa di cane, tanto che diversi nemici pensavano che presso i Longobardi ci fossero dei cinocefali, cioè dei mostri, mezzi uomini, mezzi cani, che poi si sarebbero abbeverati del sangue dei nemici. E tutti escamotage psicologici che però ebbero successo poi alla fine dei conti. In altri casi, quando proprio erano ristrette, liberavano gli schiavi, facevano combattere anche loro, oppure assorbivano piccoli gruppi di tribù nemiche sottomesse e li schieravano in battaglia. Insomma, un popolo che con la forza delle armi, e solo con la forza delle armi, almeno nei primi secoli, seppe sopravvivere e farsi strada fino allo stanziamento in Pannonia. La Pannonia è questa regione qui, che vedete sulla cartina, diciamo che comprende l'Ungheria e la Slovenia, più o meno, ecco, per dare dei riferimenti. Giunti in Pannonia, ovviamente non giunsero in una landa deserta, entrarono in contatto con altri popoli, per esempio con i Gepidi, di cui parleremo più tardi, per esempio con gli Avari, un gruppo di origine turco-asiatica, molto feroce anch'esso, di cui torneremo a dire qualcosa più tardi. Ma soprattutto in Pannonia entrarono in contatto con i bizantini, che almeno formalmente controllavano tutta la zona della penisola balcanica. Ora, i bizantini insomma, si accorsero che questi nuovi arrivati longobardi avevano del talento. Non erano bravi artigiani, non erano neanche grandi intellettuali in quel momento, avevano una cultura orale, però erano grandi guerrieri. Per cui, insomma, pensarono giustamente di valorizzarli nei loro talenti e quindi assoldarli come mercenari sostanzialmente. E questo non è come dire, una cosa di secondaria importanza, perché i Longobardi vennero soldati per esempio come mercenari durante la guerra gotico-bizantina 535-553, cioè la guerra in cui i bizantini riuscirono a sconfiggere gli Ostrogoti e a recuperare la penisola italica, riannettendola formalmente sotto l'impero bizantino, l'impero romano d'Oriente. E proprio verso la fine di quella guerra, il generalissimo Narsete, quello che poi sconfiggerà definitivamente i Goti, si avvalse dell'aiuto non indifferente di 5-6 mila Longobardi mercenari, su un esercito complessivo di 20-30 mila uomini, per cui la componente longobarda non era affatto indifferente. I bizantini poi sconfissero i Goti, riuscirono a recuperare l'Italia e però Narsete dovette rispedire a casa, cioè in Pannonia, i Longobardi, perché troppo indisciplinati e troppo feroci, tutto sommato inaffidabili. Questi Longobardi, che avevano combattuto in Italia e che poi se ne torneranno in Pannonia, insomma, torneranno in Pannonia con un ricordo piuttosto positivo della penisola italica, un terreno fertile, un clima accogliente, delle difese militari probabilmente non eccelse. E quindi piano piano tra i Longobardi cominciano a nascere un nuovo obiettivo militare, cominciano ad accarezzare il desiderio di penetrare in Italia come fosse un nuovo paradiso terrestre, almeno così si raccontava, e lì stanziarsi definitivamente. E in effetti le cose andarono proprio così. Da un lato in Pannonia vennero sconfitti i Gepidi, ma gli Avari cominciavano ad alzare la testa e a mostrarsi sempre più aggressivi. Dall'altro lato, la porta d'ingresso per l'Italia era lì a portata di mano, la solita porta d'ingresso da nord-est attraverso il fiume Isonzo, e insomma, nel 568 i Longobardi, sembra proprio nel giorno di Pasqua del 568, i Longobardi attraversano l'Isonzo e cominciano a riversarsi in Veneto, nell'antica Venezia et Istria. Erano guidati dal re Alboino, il quale guidava
un popolo di circa 100-150.000 uomini, donne, bambini, anziani, era un intero popolo in marcia, un'immigrazione di massa. I numeri sono simili a quelli degli Ostrogoti, anche Teodorico quando giunse in Italia aveva con sé 100-125.000 uomini complessivamente. Ovviamente i militari, i soldati erano molti meno, circa grosso modo 30.000 nel caso dei Longobardi. L'entrata in Italia fu tra l'altro estremamente disordinata, e questo perché i Longobardi erano un popolo strutturalmente diviso in bande, chiamate fare, ciascuna delle quali giurava fedeltà ad un comandante militare, chiamato duca. E queste fare avevano ampi margini di autonomia nei movimenti e nelle azioni militari. Per cui sì, c'era il re Alboino, ma dopo ciascuna di queste fare poteva scorrazzare a destra e a sinistra un po' come voleva, sostanzialmente. Entrati in Italia si rendono anche conto che le difese dei bizantini sono estremamente deboli. Per diverse ragioni, i bizantini avevano esaurito le risorse nella guerra gotico-bizantina di 20 anni prima. I bizantini erano contemporaneamente impegnati sia in Oriente contro i persiani, ricordiamo le grandi campagne dell'imperatore Eraclio, e sia nella penisola balcanica contro gli Avari, che tanto stavano inquietando i Longobardi quanto stavano inquietando i bizantini. Ma ancora i bizantini pensavano che quella dei Longobardi sarebbe stata una semplice scorribanda, un mordi e fuggi, un po' come i Visigoti che giunsero in Italia, razziarono quello che potevano razziare e poi se ne andarono via. Così anche gli Unni, gli Ostrogoti a dire il vero poi rimasero. Però insomma c'era quantomeno la speranza che quella dei Longobardi sarebbe stata un'incursione molto, molto fugace. Per cui la resistenza fu molto flebile. È stato detto, ecco, diciamo così, è stato detto che forse i Longobardi avevano una tresca con Narsete. Narsete era il generalissimo bizantino che aveva sconfitto i Goti, no, 20 anni prima. Forse Narsete mirava a ritagliarsi una regione per proprio conto in Italia e avrebbe potuto ottenerla con l'aiuto dei Longobardi, quindi avrebbe tradito i bizantini. Però è anche vero che gli storici dicono che di questo presunto tradimento di Narsete non c'è nessuna traccia. Di fatto, come è stato o come non è stato, i Longobardi con una certa facilità nel 568 penetrano in Veneto e cominciano a seminare il terrore a destra e a sinistra. Da un punto di vista strategico, i Longobardi non erano affatto sprovveduti, sapevano come muoversi, sapevano quali città conquistare prima di quali altre, sapevano quali città rappresentavano uno snodo politico e militare più importante di altre. D'altronde i Longobardi l'Italia la conoscevano, perché ripeto, 5-6.000 Longobardi avevano già combattuto in Italia sotto le insegne di Bisanzio, pochi anni prima, per cui sapevano dove mettere le mani inizialmente. E infatti, come si configurò questa invasione longobarda? Diciamo che sostanzialmente, d'accordo, semplificando un pochino, i Longobardi seguirono la direttrice segnata da questa freccia qui, sulla cartina, cioè proseguirono per via retta attraverso il Veneto fino alla Lombardia. E i Longobardi non persero troppo tempo nell'assediare, nell'espugnare le roccaforti più attrezzate dei bizantini. Avrebbero speso energia per niente, perso tempo inutile per nulla. E si precipitarono invece ad occupare le città più facilmente conquistabili e più strategiche, per poter installare un controllo definitivo della regione, per poter arroccarsi in quelle regioni e non esserne più scalzati. Questa era la strategia. E infatti, seguendo la direttrice di questa freccia, che vedete indicata sulla mappa, i Longobardi conquistarono, per così dire, la fascia centro-settentrionale del Veneto, ma la fascia più a ridosso della laguna, diciamo così la fascia centro-meridionale, quella per diversi anni rimase ancora bizantina.
i Longobardi si riservavano di conquistarla a tempo debito. Per quella c'era tempo, meglio conquistare centri nevralgici più importanti nel frattempo. Questa era la strategia e fu una strategia che poi funzionò, bisogna anche dire la verità. Il primo centro cittadino che venne conquistato e espugnato dai Longobardi, lo vedete sulla cartina, fu l'attuale Cividale del Friuli. Si trattava di un antico castrum romano, fondato, pensate un po', niente po' di meno che da Giulio Cesare in persona, tanto è vero che si chiamava Castrum Iuli, cioè il castrum di Giulio Cesare, da cui poi non a caso il toponimo Friuli. Quella regione si chiama Friuli a causa della presenza del Forum Iuli, Friuli, Forum Iuli, che appunto diede il nome a tutta la regione circostante, poi ribattezzato nel corso dei secoli Cividale del Friuli, come si chiama ancora oggigiorno. I Longobardi espugnarono questo Forum Iuli e proprio lì fondarono il loro primo ducato, cioè cominciarono a fortificarsi. L'idea non era stupida, perché poi i Longobardi avevano ovviamente intenzione di proseguire nella loro marcia di conquista, ma se le cose si fossero messe male, se i bizantini fossero riusciti ad affrontarli e a respingerli, quantomeno i Longobardi avevano le spalle protette, perché avevano arroccato e fortificato la via di fuga. Cioè i bizantini non avrebbero potuto tagliare loro la strada e chiuderli in una morsa, e i Longobardi avrebbero potuto ritirarsi e in qualche modo tornarsene in Pannonia, tanto più che avevano fatto un patto, pensate un po', con gli Avari. I Longobardi abbandonavano la Pannonia e si dirigevano in Italia, gli Avari subentravano in Pannonia ai Longobardi, ma pensate un po', se le cose si fossero messe male per i Longobardi, c'era già un trattato sottoscritto, poi chissà se l'avrebbero rispettato, ma se i Longobardi avessero dovuto tornare in Pannonia, gli Avari, almeno così dicevano, si sarebbero ritirati e avrebbero ricevuto la Pannonia ai Longobardi. Chissà cosa sarebbe successo, tanto la storia non si fa con i se e con i ma. Viene presa Cividale del Friuli, viene poi presa Aquileia. Aquileia è una città importante naturalmente, perché era già sede della capitale romana della Venezia e Tistria, anche se dopo l'incursione di Attila ormai era una città in declino, era solo l'ombra di se stessa. Tanto è vero che le funzioni di capitale, dopo il saccheggio d'Aquileia, vennero trasferite di fatto ad Oderzo, l'antica Upitergium, che però ancora per un po' di tempo rimase bizantina. Gli Longobardi proseguono, vedete su questa direttrice più o meno, e giungono fino a Treviso. Ecco, a Treviso si verificò un episodio interessante. Il vescovo di Treviso, Felice, andò incontro al re Alboino, re dei Longobardi Alboino, e riuscì a convincerlo a salvare la città. Fece atto di sottomissione, ma riuscì ad ottenere la salvezza per se stesso, i propri abitanti e i beni di Treviso. Un aneddoto molto simile a quello che si era verificato qualche decennio prima, no, nel 452, tra Papa Leone Magno e Attila, episodio avvenuto forse nell'attuale cittadina di Saglionze, da cui sul veronese, sul Mincio, Saglionze deriverebbe da San Leonzio, San Leone Magno, che riuscì a respingere Attila, chi lo sa. Comunque Treviso si salva grazie alla mediazione del proprio vescovo Felice. Cosa è tra l'altro doppiamente strana, perché Alboino era di fede ariana, cioè seguiva l'eresia ariana, cristiano ariano. In realtà, al di là della superficie ariana, i Longobardi erano ancora pagani nell'animo in questo momento, ma comunque a maggior ragione, pagani o ariani che fossero, il fatto che abbiano nutrito questo rispetto nei confronti della figura del vescovo è sicuramente emblematico. Ecco, c'era poi ovviamente anche la convenienza di ottenere una città senza doverla conquistare con le armi, però è anche vero che il carisma di Felice ebbe un certo ascendente, ecco, nell'immaginazione di Alboino. I Longobardi proseguono, prendono Feltre, vedete qua sopra. A Feltre rimane una testimonianza longobarda famosa, vedete l'immagine sullo sfondo.
questo qui che vi sto indicando è il famoso Castello di Alboino. Viene chiamato così perché venne fatto erigere proprio da Alboino su una precedente torre romana. Anche qui si voleva fortificare uno snodo importante per poter prendere definitivo possesso del territorio o eventualmente poter ripararsi le spalle in caso di ritirata. E poi i Longobardi giunsero inevitabilmente fino ai lembi più occidentali del Veneto. Presero Vicenza e presero anche Verona. Ecco, Verona fu una città importante per i Longobardi perché? Intanto perché Verona sorge in una posizione estremamente strategica, perché si trova proprio all'incrocio si trovava la via Padania Augusta che univa, diciamo, Modena, diciamo così, per capirci, fino al Trentino, sarebbe l'attuale autostrada del Brennero, ecco. E l'altra arteria romana che era la via Postumia che univa Aquileia con Genova. Ecco, proprio lì al centro sta Verona, che quindi come dire, rappresentava una città strategicamente fondamentale. Ma oltre a questa motivazione geografica c'era una motivazione storica che rendeva Verona particolarmente importante agli occhi di Alboino, e cioè il fatto che Verona fosse stata scelta come co-capitale da Teodorico, dagli Ostrogoti. La capitale ufficiale era Ravenna, ma dopo Ravenna c'era Verona, era una sorta di co-capitale. A Verona il re Teodorico si fece costruire un palazzo sontuoso in riva all'Adige e spese molto tempo a Verona, che considerava la sua Verona. C'era un legame molto forte, per cui Alboino volle sottolineare questa continuità ideale, per così dire, tra la discesa di Teodorico, che poi nella penisola italica istituì il proprio regno, e se stesso, Alboino, che aveva intenzione di seguirne le orme, di fare la stessa cosa. Poi la città scaligia era legata alla memoria di Alboino anche perché a Verona Alboino muore nel 572, pochi anni dopo. L'aneddoto è famosissimo. Ad un certo punto Alboino si trova a Verona, dà un banchetto, partecipano i suoi amici più fidati, si beve, si mangia, forse era ubriaco, e così ci narra Paolo Diacono. A un certo momento durante la cena offre alla propria moglie Rosmunda un calice particolare, un calice formato dal cranio del padre di Rosmunda, che era il re dei Gepidi, chiamato Cunimondo, che era stato sconfitto dai Longobardi quando ancora erano stanziati in Pannonia. Ecco, Alboino invita la propria moglie a bere in compagnia del padre, offrendole questo calice piuttosto macabro, ci servirebbe. Alcuni storici dicono che l'intenzione in realtà non era macabra, ma era tutt'altro, perché era uso presso i Longobardi, ma ad ogni modo Rosmunda ne rimane offesa a morte, se la lega al dito e orchestra l'assassinio del marito, e quindi assolda dei sicari che aggrediscono Alboino di notte a Verona. Durante il sonno cerca di difendersi ma viene sopraffatto e muore nel 572. Un aneddoto famoso che è sempre bello in qualche modo, per capirci, da raccontare. Ma Alboino, tra l'altro, non sarà l'unico sovrano longobardo a morire di morte violenta per mano amica, perché la stessa sorte la seguirà Clefi, il successore di Alboino, e la stessa sorte la seguirà Autari, figlio di Clefi, anche lui ucciso da mano amica. Insomma, i Longobardi erano un popolo, diciamo, da prendere con le molle tanto a destra quanto ad infra. La marcia dei Longobardi prosegue e finalmente giungono in Lombardia e miravano proprio alle città lombarde come centro del potere dell'Italia e dell'Italia settentrionale. Vengono prese Milano e viene presa anche Pavia. Poi Pavia verrà eletta a nuova e definitiva capitale dei Longobardi. I bizantini, come vi dicevo, reagirono in maniera molto flebile, pensavano che fosse una scorribanda. Quando si resero conto che invece in Italia i Longobardi avevano intenzione di mettere le radici,
finalmente organizzano delle spedizioni militari di controffensive per riprendersi i territori persi. Furono tutte un fallimento e di fatto nel 584 Bisanzio deve fare buon viso a cattivo gioco, e cioè accetta la presenza in Italia di una nuova popolazione barbara, i Longobardi, e nel 584 quindi Bisanzio, consapevole che ormai non avrebbe più recuperato i territori persi, decide quantomeno di non perdere anche quelli che ancora possedeva e quindi istituisce l'esarcato, famoso esarcato di Ravenna, cioè pone una nuova capitale, vedete qui nella cartina, pone una nuova capitale in Italia, appunto l'esarcato, sottoposta all'esarca, e cioè a questa figura dotata di potere, dotata dei pieni poteri militari e civili, nominata direttamente dall'imperatore bizantino e dipendente solo dall'imperatore bizantino. Il compito dell'esarca di Ravenna era quello di riorganizzare i territori bizantini in Italia in modo tale da poter reggere all'urto e alla pressione dei Longobardi che scalpitavano nella loro smania di espandersi in tutta la penisola. Ecco, vedete che nel 584 i territori rimasti in mano ai bizantini sono pochi, come dire, sparsi un po' a macchia di leopardo, sono questi qui arancioni. Abbiamo le isole, abbiamo naturalmente Ravenna e l'Esarcato. Tutta quella zona venne chiamata la terra dei Romani, perché i bizantini erano naturalmente eredi dell'impero romano, e da cui il nome Romagna. Ancora Bisanzio conservava la Pentapoli, diciamo più o meno l'attuale Marche, una serie di castelli appenninici che consentivano all'esarca di Ravenna di rimanere in comunicazione con Roma e i territori circostanti. E quindi diciamo che anche il Lazio rimane sottoposto all'autorità dell'esarcato. E poi naturalmente la Calabria e le Puglie. Viceversa, vedete i Longobardi, fin dove si spinsero. I Longobardi riuscirono a conquistare tutto il nord Italia e anche la Toscana. Nord Italia e Toscana che insieme formarono il Regno Longobardo vero e proprio. Ma poi vennero fondati anche i ducati autonomi di Spoleto e di Benevento, che vedete qui, nel centro e nel sud dell'Italia. Ecco, attenzione perché la costa ligure per pochi anni rimase ancora sotto il dominio dei bizantini, poi venne strappata dai Longobardi. E la stessa cosa per il Veneto. Abbiamo detto prima che la fascia diciamo centro-meridionale del Veneto a ridosso della laguna rimase bizantina ancora per qualche decennio, poi vedremo quando anche quella verrà strappata dai Longobardi. Ecco, una cosa particolarmente significativa è l'organizzazione civile, politica e militare dell'esarcato di Ravenna e in genere dei territori bizantini. Perché? Perché il capo supremo, chiamiamolo così, in Italia era l'esarca, ma al di sotto dell'esarca c'erano due figure molto importanti, gerarchicamente sottoposte. Vi era il duca, chiamato anche magister militum, e sotto il duca vi erano i tribuni. Il duca aveva giurisdizione in genere su un'intera regione, i tribuni invece avevano giurisdizione sulle singole città. E a cascata queste figure avevano soprattutto il compito di organizzare nella maniera più rapida e efficiente possibile le difese militari per, ripeto, respingere eventuali attacchi dei Longobardi. Perché è importante questa cosa? Perché il duca, o magister militum che dir si voglia, sarà poi la figura da cui nascerà il doge di Venezia. Perché il termine doge significa duca, doge in lingua veneta, duca nella lingua, come dire, tradizionale, d'accordo? Il dux. E i primi dogi veneti erano dei duchi bizantini. Venezia nasce come ducato bizantino, poi piano piano si affranca dall'affluenza bizantina, ma nasce come vero e proprio ducato bizantino. Il primo doge, Pauluccio Anafesto, fu un duca
bizantino, ma su questo capitolo ci torneremo, abbiamo diverse cose da dire. Questo è il contesto generale della calata dei Longobardi. Ecco, per quel che ci interessa più da vicino, no? La storia del Veneto e di Venezia, possiamo focalizzarci su due cose, e cioè abbiamo un primo fatto importante ad Aquileia, questo già nel 568, quando i Longobardi scesero per la prima volta in Italia, e poi abbiamo una seconda serie di fatti molto importanti qualche decennio più tardi, a cavallo tra il 600 e il 700. Di questa seconda serie di fatti importantissimi per la storia del Veneto e di Venezia parleremo in un secondo momento, in un'altra lezione. Qui ci soffermiamo invece su Aquileia, perché Aquileia fu una delle primissime città ad essere aggredita dai Longobardi, come abbiamo visto. I Longobardi calano nel 568, prendono Cividale del Friuli, Forum Iuli, e subito dopo Aquileia. Nella loro feroce marcia d'avanzata in Veneto, i Longobardi prendevano spesso e volentieri di mira istituzioni e luoghi cattolici. Perché? Intanto perché i Longobardi, vi ripeto, erano ariani, se non addirittura pagani, per cui non avevano nessuna remora morale particolare nel colpire delle istituzioni dei luoghi cattolici, monasteri piuttosto che chiese, abbazie. E poi in secondo luogo, ovviamente, i luoghi cattolici in genere erano scarsamente difesi, e quindi erano un boccone piuttosto ghiotto e invitante. Erano luoghi in cui si trovavano conservate e custodite diverse ricchezze, specialmente il vasellame sacro, fatto di metallo prezioso, ma ancora di più erano luoghi dove si potevano trovare molte derrate alimentari. E voi capite che per un popolo in marcia, per un esercito in marcia, avere, come dire, dei punti fermi in cui trovare molte derrate alimentari per sfamare uomini, donne, bambini e soldati era di fondamentale importanza. Per cui i luoghi cattolici vennero bersagliati con diciamo, sistematica frequenza e anche con grande ferocia. Molti vescovi furono ammazzati, ci rimisero le penne, e molte diocesi rimasero vacanti, senza vescovo per diversi anni. Molti altri vescovi riuscirono a fuggire prima. Il vescovo di Milano, per capirci, ad un certo punto scappa a Genova. Ma per quello che interessa a noi, quando i Longobardi giunsero ad Aquileia, il vescovo Paolo riesce a raccimolare quei pochi averi che riesce a raccimolare, chiama a raccolta il proprio entourage, soprattutto prende con sé le reliquie dei santi Ermagoro e Fortunato, i pilastri della chiesa aquileiese, e fugge a Grado, dove si trovava una roccaforte imprendibile per i Longobardi. Vedete sulla cartina dove si trova. Questa fu una emigrazione di fondamentale importanza nella storia di Venezia e del Veneto, perché giunto a Grado, Paolo ribattezzò quella cittadina con il nome di Nuova Aquileia, a voler sancire la continuità politica, culturale, storica e religiosa con la vecchia Aquileia, che era già stata capitale della Venezia etistria romana, che era già stata sede di un patriarcato, perché ricordiamoci che la chiesa d'Aquileia, tradizione vuole, che nasca sul martirio dei Santi Ermagora e Fortunato, i quali, Sant'Ermagora soprattutto, venne convertito da San Marco stesso, l'Evangelista, mandato a predicare la buona novella in Veneto da San Pietro, che si trovava a Roma. E San Marco converte e battezza Ermagora, lo porta con sé a Roma, Pietro apostolo, solo lui poteva farlo, lo eleva alla dignità vescovile, quindi lo crea vescovo, e Ermagora diventa, appunto, che poi subirà anche il martirio, la pietra miliare su cui nascerà tutta la chiesa di Aquileia, che gode dello status di patriarcato proprio in virtù di questa origine marciana.
il San Marco stesso la predicò e la fece sorgere una nuova diocesi, un'origine così importante, così prestigiosa da essere elevata allo status di patriarcato, il patriarcato di Aquileia, che è un titolo estremamente onorifico, cioè una diocesi particolarmente importante. Ecco, tutto questo passato straordinariamente ricco, sia religioso che politico, non c'era più. Aquileia cade sotto le lame dei Longobardi, ma spiritualmente, concettualmente e anche fisicamente il vescovo, il suo entourage e un buon gruppo di persone organizzate, il potere civile e il potere militare, si trasferiscono a Grado e lì danno continuità al passato politico e religioso di Aquileia, fondando appunto questa nuova Aquileia. L'imperatore bizantino conferma la scelta di chiamare Grado Nuova Aquileia, il Papa Pelagio in quel momento conferma la scelta, per cui le due massime autorità di quel momento, il Papa e l'imperatore bizantino, danno il loro benestare e quindi riconoscono in Grado, ripeto, la nuova Aquileia e quindi l'erede di tutta quella straordinaria tradizione che essa portava con sé. Naturalmente il vescovo, che era in realtà il patriarca di Aquileia, aveva bisogno di una cattedrale degna del proprio rango ed ecco che 10 anni più tardi venne fatta costruire una nuova cattedrale a Grado, che è la chiesa di Santa Eufemia, questa qui che vedete sullo sfondo. La nuova chiesa in cui appunto risiedette il patriarca di Aquileia. Potete immaginare come l'ha presero i Longobardi. I Longobardi, più che all'aspetto religioso, erano interessati all'aspetto politico. Il patriarcato di Aquileia era un patriarcato estremamente importante che governava su terre molto ampie, aveva una giurisdizione molto ampia, che da Aquileia si estendeva a 360 gradi. Per cui i Longobardi cosa fecero? Nel 606 decisero di creare, diciamo con un motu proprio, diciamo così, una nuova diocesi di Aquileia, un nuovo patriarcato di Aquileia. Il patriarca di Aquileia se n'era andato a Grado? Era rimasto fedele a Roma e all'imperatore bizantino? Bene, i Longobardi avrebbero istituito un nuovo patriarcato di Aquileia, ovviamente il longobardo. Per cui nel 606 si verifica questa spaccatura. Abbiamo due patriarcati, questo è molto importante per la storia di Venezia. Il patriarcato di Aquileia, sotto il dominio politico dei Longobardi, e il patriarcato di Grado, sotto il dominio politico dell'imperatore bizantino. La divisione, attenzione, non era solo politica, era anche etnica, Longobardi da un lato e Veneto-Latini dall'altro, ma era anche dottrinale, perché fatalità, giusto per fare un po' più di confusione in questo periodo, il patriarcato di Aquileia Longobardo per diversi decenni seguì anche la cosiddetta eresia tricapitolina, una forma particolare di eresia su cui non ci soffermiamo, ma che dottrinalmente si differenziava e non poco dalla dottrina cattolico-romana. Per cui abbiamo fattori politici, etnici e religiosi che contrappongono queste due diocesi. Entrambe però si rifacevano alla medesima tradizione, la tradizione del patriarcato d'Aquileia che affondava le proprie radici fino alla predicazione di San Marco in quelle regioni. Se vi capiterà di andare a Grado, proprio di fronte alla facciata della chiesa di Santa Eufemia si trova questa targa posta alla base di una colonna. Una targa che riporta un'iscrizione in 3 lingue. Abbiamo il latino Gradensis Patriarchatus Crux, cioè la croce del patriarcato di Grado, che è questa particolare forma di croce qui, che vedete sulla destra. La stessa scritta in italiano e la stessa scritta in lingua locale, la croce dei patriarchi de Gravo. Notate le date, queste sono importanti, 607 1451, ve la sto indicando, eccola qua.
607 è l'anno in cui venne istituito questo patriarcato di Grado, subito dopo l'istituzione del patriarcato d'Aquileia da parte dei Longobardi, no? Come vi dicevo prima. Questo patriarcato di Grado sopravvive fino al 1451, perché nel 1451 viene soppresso a vantaggio del patriarcato di Venezia. E guardate che questo non è indifferente, perché voi sapete che oggigiorno a Venezia c'è il patriarca, il vescovo di Venezia si chiama patriarca, quindi è un titolo onorifico particolarmente importante. Si chiama patriarca perché per diversi secoli, a partire dal VII secolo in poi, a Venezia c'erano due figure religiose importanti, primarie. Dal 606 in poi c'era il patriarca di Grado, che aveva autorità su tutte le isole veneziane. E poi a partire dalla seconda metà dell'VIII secolo, quindi il secolo successivo, un particolare doce, Maurizio Galbaio, creò una nuova diocesi a Venezia, e in particolare la diocesi di Olivolo. Per cui per diversi secoli le due figure religiose più importanti a Venezia furono il patriarca di Grado da un lato, che poi ad un certo punto abbandonò Grado e si trasferì a vivere a Venezia, ma anche contemporaneamente nella medesima città il vescovo di Venezia, che si chiamava vescovo di Olivolo o San Pietro in Castello. Ecco, potete immaginare che queste due figure spesso si pestavano i piedi a vicenda, fino a quando nel 1451 il Papa del tempo decide di sciogliere la carica di vescovo di Olivolo, di sciogliere la carica di patriarca di Grado e di fonderle insieme, per così dire, nella nuova figura del patriarca di Venezia, che poi sopravvive fino ai giorni d'oggi. Per cui, a ritroso, il patriarca di Venezia oggigiorno dipende dal patriarca di Grado, il quale si trasferì a Venezia ad un certo punto. E il patriarca di Grado, a sua volta, dipende dal patriarca di Aquileia, il quale è considerato patriarca perché in quelle terre predicò San Marco, mandato là, vuole della tradizione, proprio da San Pietro, mentre si trovava a Roma. Ecco, capite come la storia si intreccia e ha delle evoluzioni delle volte impensabili. Siamo verso la fine. Aquileia e Grado erano due patriarcati che naturalmente non andavano d'accordo, abbiamo detto, entrambi rivendicavano la medesima tradizione, se non altro per lustro, anche per convinzione, ma se non altro per lustro politico. In questa competizione, in questa tensione tra Grado e Aquileia, l'imperatore bizantino Eraclio volle entrare a gamba tesa, come si suol dire, perché nel 628 decise di fare un dono straordinario, di straordinario valore al patriarca di Grado, ovvero venne donata la cosiddetta cattedra di San Marco. Ecco, vedete qui nella slide, qui siamo all'interno della chiesa di Santa Eufemia e queste qui che appaiono, anzi questa qui da due angolazioni diverse, è la cattedra di San Marco cosiddetta, e cioè un seggio vescovile, un seggio sul quale si sarebbe seduto San Marco, insomma tradizione vuole, per predicare al popolo. Perché è interessante questo gesto? Siamo nel 628, perché questo seggio legato alla memoria di San Marco, donato a Grado, ne confermava l'autentica tradizione marciana. Cioè tra i due grandi concorrenti, no? Tra i due contendenti della tradizione marciana, l'imperatore bizantino conferiva valore e dignità a chi? Naturalmente al patriarca di Grado come autentico erede della tradizione marciana, facendogli dono di questo seggio, di questa cattedra. Ecco, si tratta da un punto di vista, come dire, più concreto, materiale, si tratta di una cosiddetta cattedra reliquiario, nel senso che probabilmente non veniva usata per sedercisi sopra, ma veniva usata per conservare delle reliquie. Infatti vedete che sia qui nel fianco destro, qui lo si vede bene, sia sul retro, non lo si vede,
ci sono dei vani nei quali venivano inserite le reliquie. E la stessa seduta, adesso qui non si vede molto bene, ma vedete che lo schienale qui è decorato con una serie di scene dell'Apocalisse e quant'altro. Ecco, il decoro dello schienale parte circa da metà altezza in poi, perché la parte sottostante che si interseca con la seduta è completamente piano, perché lì probabilmente veniva appoggiato un Vangelo aperto. Ecco, a dire che cosa? Che questo seggio fungeva più che altro da, come dire, scrigno per conservare le reliquie e da piedistallo per la parola di Dio, no? Del Vangelo aperto, più che non per sedercisi fisicamente sopra. Ecco, ad ogni modo la cosa importante è ribadire questo, che l'imperatore bizantino vuole rimarcare l'autentica eredità marciana non di Aquileia, che ormai era finita sotto i Longobardi, ma di Grado. E in questo modo capite che piano piano la storia di San Marco e la storia di Venezia cominciano a convergere, fino a quando si salderanno del tutto e definitivamente, esattamente 200 anni dopo. La cattedra di San Marco arriva nel 628, viene conservata inizialmente nella chiesa di Santa Eufemia a Grado, attualmente si trova nella Basilica di San Marco. Se andrete a Grado però nella chiesa di Santa Eufemia trovate una copia in gesso, aperta e chiusa parentesi. Nel 628 giunse la cattedra di San Marco, esattamente 200 anni dopo, nell'828, a Venezia giungeranno anche le reliquie di San Marco da Alessandria, e a quel punto voi capite che la storia, la tradizione marciana da un lato e lo sviluppo storico, culturale e religioso di Venezia dall'altro cominciano a fondersi insieme fino a fare un tutt'uno. Il simbolo di Venezia è il leone alato di San Marco. Ecco, anche questa tradizione comincia piano piano a costruirsi e sarà una delle simbiosi più belle che la storia nostrana ci ha regalato. Finisco. Dicevamo che l'invasione dei Longobardi penetra in Veneto, vi ricordate, viene presa Aquileia, Paolo il patriarca scappa a Grado, ma molte altre città a ridosso della laguna rimangono ancora saldamente in mano dei bizantini. Ancora per poco però, perché di lì a qualche decennio, a cavallo tra il 600 e il 700, una seconda nuova ondata terribile dei Longobardi si riverserà sulle città venetiche presso la costa, obbligando moltissimi abitanti e vescovi, gruppi di potere, gruppi militari, gruppi di governo ad emigrare e a cercare rifugio in laguna. E quindi tutte queste città, Concordia, Oderzo, Altino, Padova, cesseranno di essere quello che erano state fino a quel momento e cominceranno una nuova storia, una storia longobarda. Ma la fine della storia, come dire, della storia antico-romana di queste città segna, per così dire, per contrasto, l'inizio di una nuova storia, anch'essa straordinaria. Una nuova realtà urbana comincia a nascere, la realtà urbana di Venezia, che piano piano, coagulandosi di isola in isola, troverà poi un proprio centro e riferimento definitivo a Rialto, le attuali isole che ospitano la Venezia che possiamo visitare tutti noi. Ecco, su questa seconda ondata longobarda e sulla caduta di queste città che vedete qui sulla slide, ci aggiorniamo in un prossimo video. È un evento fondamentale, anzi direi l'evento cruciale, che segna un vero e proprio punto di svolta per la nascita di Venezia e per il proseguo della civiltà venetica, come si usava dire a quel tempo. Arrivederci.